umiliazioni ai bambini per studiare il Corano, blitz a Padova, arrestato imam 23enne del Bangladesh, arrivato da pochi mesi, veniva dal Trevigiano, accertati i contatti con il centro di Pieve di Soligo dove c'era stato un episodio identico soltanto 2 mesi fa. Camion si incastra in un sottopassaggio ferroviario a Santa Lucia di Piave, bloccata per un'ora la circolazione dei treni sulla linea Treviso-Conegliano. Lo sconto del 50% per il costo del plateatico con quegli esercenti che hanno subito un danno economico dal maggio piovoso di quest'anno, l'annuncio di Kasugana. Lotta allo smog, nel primo giorno di limitazione al traffico la provincia lancia un bando con incentivi per cambiare gli impianti termici come caldaie e stufe e ridurre le emissioni di polveri sottili. I carabinieri scoprono una nuova truffa legata alla vendita di auto, denunciato un 38enne titolare di un autosalone ora chiuso di Vittorio Veneto. In giro anche nelle ore serali per fare da sentinella contro il degrado e per la sicurezza della sua città, il 90enne sceriffo Gentilini continua a sorprendere e a lanciare anche frecciate a Salvini. Potenziata l'assistenza della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Caponcello, reparto sempre aperto ai genitori per la marsupioterapia. Un cervo perde l'orientamento e finisce in un negozio di abbigliamento in centro a Cortina. Panico e sorpresa, l'animale poi narcotizzato e rimesso in libertà nei boschi. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque la vicenda di cui si parla un po' da stamane, da quando c'è stato il blitz della Digos di Padova. A Padova finisce questa vicenda ma che ha origini nella Marca, perché dalla Marca veniva il 23enne imam del Bangladesh, arrestato a Padova, dove era arrivato da pochi mesi perché accusato di aver maltrattato con botte e anche umiliazioni nonché minacce i bimbi dai 5 ai 10 anni per studiare il Corano. Violenze fisiche ma anche pressioni psicologiche, pugni in testa, minacce, umiliazioni nei confronti di quei bambini piccoli che gli venivano affidati per le ore di religione islamica. Si faceva chiamare il maestro, il 23enne imam originario del Bangladesh arrestato dalla Digos di Padova nel quartiere Arcella. Le violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei piccoli alunni si sarebbero consumate dietro a quelle finestre del centro culturale islamico, punto di riferimento della comunità del Bangladesh. I 20 bambini dovevano stare fermi anche per 3-4 ore consecutive, recitare le sure del Corano a memoria. Ad ogni piccolo movimento o errore scattava la violenza. In più occasioni erano stati colpiti dal lancio di un grosso pennarello, uno stato di terrore e ansia che li accompagnava durante le lezioni quotidiane nel centro islamico di via Jacopo da Montagnana. Le indagini sono partite dalle confidenze fatte da un piccolo alunno dell'imam alla sua insegnante delle elementari a settembre, all'inizio dell'anno scolastico. Un bambino parlando con un suo coetaneo poco dopo aver ricevuto uno schiaffo in italiano gli dice: ma perché non lo denunci alla questura? E noi siamo intervenuti. Una situazione che è stata smascherata dai poliziotti anche grazie alle informazioni fornite dalla comunità islamica. Qualcuno aveva notato quanto erano costretti a subire i bambini, il più piccolo appena 4 anni, il più grande di 10. In poco tempo sono state raccolte le prove, documentate anche da immagini. Ora le indagini proseguono per capire se le famiglie fossero a conoscenza dei metodi di insegnamento dell'imam e i contenuti delle sue lezioni. È evidente che associare l'uso della violenza all'insegnamento di una fede avrebbe potuto nel tempo determinare dei rischi di una cattiva assimilazione alla religione islamica. Hossein Shahadat, questo è il nome dell'imam arrestato, era arrivato a Padova ad agosto, prima però aveva avuto contatti e frequentazioni anche con la scuola coranica di Pieve di Soligo nel Trevigiano, già finita a luglio in altre indagini per maltrattamenti sempre nei confronti di minori. Una vicenda, quella di Pieve di Soligo, quasi identica, anche se con un altro protagonista, un 36enne che fu accusato appunto delle stesse accuse del 23enne bengalese, che appunto giungeva da Treviso e era arrivato da poco a Padova. Lo conferma la comunità bengalese, che resta sconvolta da quanto accaduto e commenta così: era arrivato da poco, sembrava una brava persona. No, io non conosco. Conoscevi? No, io non conosco, scusa, io non conosco. Questo imam solo 2 mesi fa. Io sapere questo bravo persona. Ma com'era? Era buono lui? Sì, buono lui. 2 mesi prima è venuta qua.
L'andirivieni quotidiano di fedeli, donne e bambini non si ferma in via Jacopo da Montagnana al centro culturale islamico, però nessuno sembra sapere di quello che accadeva. Tutti considerano il nuovo imam arrivato da Treviso una brava persona, ci dicono. La comunità bengalese lo aveva accolto ad agosto, gli aveva dato un lavoro, gli aveva affidati i bambini per le lezioni di Corano e ora la stessa comunità fa quadrato attorno al maestro. Che non può essere da parte di lui perché lui sarà poco tempo qui, sarà più o meno due mesi e mezzo sarà qui. Dopo ho chiesto da dove è arrivato, l'ho detto arrivato da Treviso, lui abitava a Treviso, lavorava a conto suo. Poi quando è arrivato qua ha chiesto, abbiamo dato un lavoro qui, diciamo. Anche il figlio di Selim Shah, rappresentante della comunità e un tempo membro della consulta stranieri istituita dal comune di Padova, andava a lezione dall'imam arrestato. Perché mio figlio ogni tanto chiedo che come si vanno, come si trattano, perché non costa una nostra responsabilità per capire come si vanno andando avanti. Poi mio figlio ha detto che questo maestro è più migliore degli altri. Per quello la parola sua la tengo anche. Prima da lui aveva un altro insegnante che faceva maltrattamento, però non è schiaffo, non è che faceva la scalcio, non può essere questo coso, però abbiamo eliminato questo ragazzo che studiava là. Intanto la vicenda dell'imam bengalese arrestato a Padova ha scatenato anche la politica. Il sindaco Sergio Giordano applaude l'operazione della questura, i bambini non si toccano e questo lavoro intelligente delle istituzioni per circoscrivere e reprimere fenomeni inaccettabili è il primo pilastro di una positiva integrazione per la quale tutti dobbiamo lavorare, scrive in una nota il primo cittadino. Il senatore padovano della Lega Andrea Stellari invece chiede che sia avviato un controllo su tutti i centri islamici presenti sul nostro territorio e la chiusura immediata della moschea di via Jacopo da Montagnana. Ancora la cronaca, i timori per i danni a un sottopassaggio ferroviario provocati da un autotreno che questa mattina si è incastrato al suo interno hanno costretto la polizia ferroviaria a interrompere per circa un'ora la normale circolazione dei treni sulla linea Treviso-Conegliano. L'episodio è avvenuto intorno alle 13 a Santa Lucia di Piave. A provocare il disagio è stato il conducente di un mezzo pesante che, calcolando male l'altezza dell'apertura, ha portato il camion a bloccarsi dopo aver urtato con violenza la struttura in mattoni e calcestruzzo. Dopo aver verificato la stabilità del manufatto ed estratto il camion dal sottopasso, i vigili del fuoco e i tecnici ferroviari hanno dato il via libera alla normale circolazione dei convogli dopo un'ora inevitabile, ovviamente i disagi durante quell'ora di blocco della linea. Torneremo fra poco alla cronaca, ma adesso torniamo in città, andiamo nel capoluogo della Marca, a Treviso, per parlare di negozi. Lo ricorderete, il danno economico notevole per i negozi del centro che non potevano usare i plateatici in un maggio piovoso, molto piovoso e anomalo. Ebbene, adesso il Comune annuncia di aver trovato i fondi per andare incontro a questi commercianti e uno sconto del 50% per il costo del plateatico. Coloro che avevano il plateatico nel maggio del 2019 e faranno la domanda per il plateatico del 2020, per il mese di maggio gli verrà applicato uno sconto del 50%. Il vice sindaco De Checchi e l'assessore a bilancio Schiavone hanno messo i rispettivi uffici al lavoro in questi mesi per andare incontro agli esercenti con plateatici che hanno subito importanti perdite dal punto di vista economico a causa di un maggio particolarmente piovoso. Ci eravamo impegnati a valutare la possibilità di poter ristorare gli esercenti con i plateatici che nel mese di maggio del 2019 sono stati fortemente danneggiati da un mese particolarmente piovoso. Lo sconto del 50% che verrà applicato a quei commercianti che faranno richiesta di plateatico per maggio 2020, dimostrando di averlo avuto anche lo stesso mese di quest'anno, vale tra i 30 e i 40 mila euro. È la prima volta, ha spiegato il vice sindaco, che un'amministrazione comunale si fa carico di eventi come questi. Dobbiamo essere sempre più vicini ai nostri commercianti, sia con politiche attive, quindi con contributi, con aiuti a sviluppare la loro attività, e anche con politiche che portano all'alleggerimento fiscale, come in questo caso. Oggi Centro Treviso è il primo giorno di limitazioni al traffico per la lotta allo smog, ma non sono solo le limitazioni al traffico lo strumento per lottare contro le polveri sottili. La provincia lancia proprio oggi un bando per l'efficienza energetica.
Il blocco delle automobili, in atto anche nel comune di Treviso in questi giorni, è indubbiamente un'iniziativa per salvaguardare l'ambiente, ma per diminuire l'inquinamento nell'aria i divieti di circolazione alle auto non sono l'unica misura di contenimento delle polveri sottili. Per diminuire realmente l'inquinamento, in particolare nel periodo invernale, la provincia di Treviso, secondo i principi contenuti nel piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, ha deciso di promuovere un'azione finalizzata alla riduzione del consumo dell'energia e dell'emissione dei gas derivanti dagli impianti di riscaldamento civili, aprendo un bando di 200.000 euro per la concessione di contributi per l'efficientamento di impianti termici civili. Per contribuire alle spese dei concittadini che intendono sostituire impianti termici, che possono essere impianti termici a gas, a metano, a legna, quindi a biomassa, oppure a gasolio. Nei 3 casi ci sono contributi che possono arrivare fino a 1.000 euro per legno e metano, mentre fino a 2 o 3.000 euro per chi sostituisce caldaie a gasolio con caldaie a metano, a seconda che siano sopra o sotto i 70 kW. Grazie alla sostituzione di vecchie caldaie e stufe si potranno ottenere 3 risultati: il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni in aria e una maggiore sicurezza degli impianti. I cittadini, per ottenere l'aiuto economico, dovranno pervenire la domanda entro il 31 dicembre 2019. A proposito dell'ambiente, poi ci sono gli alberi che hanno un peso importante per l'ambiente. A Oderzo però c'è una lotta contro il tempo per cercare di salvare alcuni platani secolari malati. Con la loro folta chioma per decenni, questi platani, simbolo della città, hanno fatto ombra fra Piazza Grande e Piazza Vittoria, in pieno centro a Oderzo. Vi sono fotografie di fine Ottocento che li mostrano già belli cresciuti lungo l'argine del Monticano. Inizialmente i platani erano 7, ma 3, malati da tempo, erano stati abbattuti nel 2018 per ordine dell'amministrazione, anche per i problemi alla sicurezza che ne sarebbero potuti derivare. Avevano preso il cancro clorato, una malattia molto seria che si cerca di debellare in tutto il territorio nazionale. Oggi a preoccupare gli opitergini è che altre 2 piante vengano abbattute. Se hanno il cancro sicuramente è necessario farlo, appunto, come dicevamo, con le cautele del caso, per non diffondere questa malattia dei platani. Purtroppo c'è da temere, perché sappiamo che è contagioso e quindi può essere, visto che erano malati gli altri, che siano malati anche questi. A distanza di 2 anni questi 2 platani stanno dando segni evidenti di sofferenza nonostante le cure mirate. Il rischio che i 2 platani si possano essere ammalati è elevato, ma non è detto che sia cancro. Prima dovranno essere fatti degli esami mirati. Quindi adesso dobbiamo rifare il prelevamento dei campioni e rimandarli a Verona e verificare, sperando che non si tratti ancora di cancro. La speranza è che le 2 piante secolari non abbiano contratto la malattia per rimanere a far parte della città da oltre un secolo. Torniamo alla cronaca adesso. I carabinieri di Vittorio Veneto scoprono una nuova truffa delle auto. Intascava i soldi delle caparre, in un caso anche dell'intero veicolo, senza mai consegnare ai clienti l'auto che credevano di aver acquistato. Un 34enne di Vittorio Veneto, titolare di un autosalone nella città, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di truffa. Le indagini dei militari dell'Arma hanno permesso di accertare almeno 3 casi di truffa messi a segno dall'uomo tra il dicembre del 2018 ed il luglio del 2019. In un caso l'acquirente aveva stipulato un contratto per l'acquisto di un'auto pagando l'intero importo di 15.200 euro. La vettura non solo non gli è mai stata consegnata, ma l'uomo ha scoperto che l'auto era intestata ad una società che l'aveva affidata in conto vendita al 34enne, per poi riprendersela dopo qualche giorno. Il contratto era quindi nullo, ma i soldi il cliente non li ha più rivisti. Altre vittime: una coppia di coniugi di Cappellamaggiore che aveva consegnato al 34enne una caparra di 1.500 euro ed un altro cliente, sempre di Cappellamaggiore, che aveva versato al titolare dell'autosalone 2.500 euro di caparra. In entrambi i casi gli acquirenti non hanno visto l'auto né la restituzione dei soldi. I carabinieri non escludono che vi possano essere anche altri casi. Le indagini continuano. E adesso un'operazione antidroga della squadra mobile della polizia di Treviso, che ha denunciato alla procura presso il Tribunale dei Minori un 17enne studente che aveva trasformato il cortile dell'abitazione di famiglia a Treviso in una
coltivazione intensiva di marijuana. Il giovane deteneva delle piante da cui ricavava dei quantitativi di sostanza da cedere verosimilmente in occasione di feste tra amici. I poliziotti hanno sequestrato ed estirpato diverse piante illegalmente coltivate e riconsegnato i minori ai genitori che sono stati informati dei fatti. Restiamo a Treviso e per parlare di Giancarlo Gentilini, che continua a stupire in giro anche nelle ore serali e notturne, dice, per fare da sentinella contro il degrado e anche per la sicurezza della sua città. Un Gentilini dunque che continua a stupire e continua anche, lo sentirete, a lanciare a livello politico frecciate a Matteo Salvini. Sentiamolo. Lei di notte fa le ronde qui in città? No, io continuo quello che ho sempre fatto, la presenza col mio popolo di giorno e di notte. Guardo, vedo e poi riferisco al mio assessore Zampese, al vice sindaco e al sindaco. Ce n'è bisogno? Sì, ce n'è bisogno, perché 5 anni di lassismo bolscevico mi hanno distrutto la città dal punto di vista della sicurezza. Lo sceriffo Giancarlo Gentilini passa dunque a dare un consiglio anche all'amministrazione comunale di Treviso ed in particolare al sindaco Mario Conte, con una speranza. Io spero che Mario Conte segua il mio Vangelo, che è quello di rispondere alle necessità dei cittadini, in primis, prima la salute e poi la sicurezza. Non tarda ad arrivare poi la stoccata a Salvini per l'ex sindaco responsabile della caduta del governo giallo-verde. Io ho detto a Salvini che hai fatto un autogol, hai fatto un atto che non doveva essere fatto e quindi devi rimetterti in panchina, rifare un esame di coscienza. Infine Gentilini si rivolge anche al presidente della regione Luca Zaia e alla Lega per la tanto agognata autonomia del Veneto. L'autonomia del Veneto è difficile raggiungerla con l'estensione della Lega a partito nazionale. Ecco, io vorrei dire, l'ho detto anche a Luca Zaia, come potevi pretendere l'autonomia da parte di una Lega che aveva abbandonato il Nord e aveva abbracciato tutta l'Italia. A proposito della politica cittadina, arriva una proposta dei consiglieri della lista Manildo: riutilizzare per il Consiglio Comunale l'ex Sala Marton, unica parte ancora in piedi dopo la demolizione dell'ex provincia di Treviso. Spostare la sede del Consiglio Comunale da Palazzo dei 300 all'ex provincia, con il duplice risultato di utilizzare le due sale Martone Consiglio dello stabile di via Cesare Battisti e valorizzare l'attuale sede magari in chiave culturale e turistica. È la proposta di Gianmario Bozzo, consigliere comunale della lista Manildo. Noi pensiamo che nel momento in cui queste due sale dovrebbero diventare destinate a funzione pubblica, sarebbe bene che l'ex sala Consiglio provinciale potesse ospitare il Consiglio Comunale, in modo che finalmente il bellissimo Palazzo dei 300, con tutto il suo significato medievale eccetera, potrebbe essere offerto alla cittadinanza dei turisti, offrendo una soluzione tipo il Palazzo della Ragione a Padova o la Basilica Palladiana. Negli spazi dell'ex provincia, dopo tanti anni di fermo, è al via il cantiere per la realizzazione di un nuovo palazzo di 7 piani con una 50 di appartamenti di lusso. Incerto il destino dell'ex Sala Marton, che la precedente amministrazione aveva voluto a vincolo pubblico per creare uno spazio per conferenze, eventi, riunioni. Esiste un accordo votato in Consiglio Comunale che determina l'uso pubblico a condizione che quelle due sale vengano rese disponibili. Il tema è che sta cosa deve essere affrontata e risolta, perché non è che possiamo avere cantieri aperti e buchi neri, no? Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta per parlare di sanità e andare all'ospedale Cafoncello di Treviso per parlare di marsupioterapia.
Un reparto aperto 24 ore su 24 per consentire ai genitori dei piccoli ricoverati di partecipare all'accudimento dei loro bimbi nati prematuri, e per una maggiore umanizzazione delle cure anche dei pazienti più piccoli è arrivata al reparto di terapia intensiva neonatale del Cafoncello la marsupioterapia. Il bimbo viene posto a contatto pelle a pelle della mamma o del papà per periodi di almeno 2 ore, facilitando quindi il legame e l'attaccamento. Un'esperienza emozionante, come ci racconta mamma Fatima, che può ora tenere stretto il suo Khaled, nato di sole 26 settimane. All'inizio non potevo neanche toccarlo, potevo solo appoggiargli, toccargli la manina, e poi dopo un po', visto che era diventato stabile, l'ho lasciato prendere. È stata un'emozione indescrivibile, perché comunque quando si è insieme, dopo essere stati separati ancora prima dei giorni, è stato molto bello. Alla fine mi sono anche commossa quel giorno. Anche tuttora, anche adesso è bello, anche lui è tranquillo perché sente che è di nuovo tutto insieme alla sua mamma. Un'esperienza estesa anche ai papà. La sera, quando rientra dal lavoro, torniamo e sono qua con lui. Questo contatto favorisce chiaramente l'attaccamento del bambino alla mamma in una situazione in cui purtroppo deve invece avere una degenza in un reparto intensivo per le problematiche correlate alla prematurità. Nella terapia intensiva neonatale del Cafoncello, terza in Veneto dopo Padova e Verona, vengono ricoverati ogni anno 400 neonati, 80 dei quali nati pretermine con un peso inferiore al 1,5 kg. Nell'ambito della prematurità però i bambini che sono, diciamo, quelli più fragili, quelli più delicati, sono quelli che nascono sotto il 1,5 kg e sotto le 30 settimane, ed è soprattutto a questi che è rivolto questo tipo di cura. E i benefici si vedono. Vediamo che il bambino è più stabile, ha meno modifiche dei parametri vitali, della frequenza cardiaca, dello stato di ossigenazione, ed è molto più tranquillo e calmo rispetto a delle situazioni invece in cui è solo nella sua culletta. Lasciamo la Marca adesso per le notizie dal Bellunese. A partire dall'avvio molto importante di 2 cantieri, simbolo della ricostruzione post-tempesta Vaia. Abbiamo investito e messo a cantiere i 377 milioni della prima tranche, una delle 3 che lo Stato ci ha dato per ristorare i danni. Poi ci sono 2 grandi opere, il lago di Alleghe e i Serrei di Sottoguda, che li faremo più belli di prima. Sono i 2 interventi simbolo del post Vaia, 8 milioni di euro per il lago di Alleghe, 8 milioni 700 mila euro per i Serrai di Sottoguda distrutti dalla tempesta di quasi un anno fa. Il Veneto è partito con la ricostruzione, 1746 le opere a cantiere, ed ora si è pronti per avviare i 2 interventi simbolo. Il lago di Alleghe, parliamo ripeto di 500.000 metri cubi di materiale che deve essere rimosso, e quindi vuol dire montagne di terreno, di arbusti, di ghiaia, insomma, di tutto quello che la natura ha voluto far scendere a valle. Si procederà con il ripristino morfologico del lago e del cordevole, ricostruendo la pista ciclabile e consolidando la sponda destra del torrente, chiusura lavori entro il 2022. E sui Serrai voleva un ambiente che, da come lo conoscevamo prima, con la sua strada, i suoi percorsi, la capacità di poter fare bicicletta, il trenino che passava, l'ice climbing, eccetera, niente, zero, è tutto sparito. Per sistemare tanta devastazione servono quasi 9 milioni di euro, le opere verranno appaltate nel 2020, ma i primi lavori sono già partiti. Entro il prossimo mese si entrerà fino alla Madonnina, che è una grotta molto particolare all'entrata dei Serrai, quindi i primi 200 metri saranno di nuovo percorribili. Questo è stato per dare un segnale che si sta lavorando e per far andare anche il turista a vedere che cosa è successo un po' più da vicino. Di certo non è cosa semplice, considerando la devastazione senza precedenti causata da Vaia sulla montagna veneta, ma il governatore assicura. Direi che già a fine 2020 iniziamo a vedere l'80% delle opere già sistemate. La tabella di marcia è stata rispettata, ribadisce l'assessore Bottaccin. Sento che tante regioni stanno chiedendo proroghe, pur avendo avuto molti meno danni rispetto a noi e avendo quindi meno soldi da impegnare. Noi ci siamo riusciti, e questo ancora una volta fa capire che il Veneto l'autonomia se la merita fino in fondo.
C'è un cervo nel negozio, sembra il titolo di un film surreale, invece è accaduto sul serio questa mattina in centro a Cortina d'Ampezzo. Sarà che ho le maglie con i disegni, con i cervi, forse era tratto da quello. Giovanna Strazzacappa sorride e ci scherza su. Fortunatamente quanto è accaduto questa mattina nel suo negozio in centro a Cortina è finito nel modo migliore, sia per le persone presenti sia per il grosso esemplare di cervo che ha trovato riparo tra gli abiti vintage della sua attività. Il tutto inizia all'orario di apertura quando la titolare riceve una chiamata. Mi ha telefonato la mia commessa e mi dice: guarda, sai cosa è successo? La donna ha detto: cosa è successo? Lì è entrato in cervo in negozio. Una telefonata a dir poco surreale, quella intercorsa tra la signora Giovanna e la sua commessa, che questa mattina, come di consueto, ha aperto l'attività e poi uscita solo per alcuni istanti, senza però chiudere la porta, ignara di quanto sarebbe successo da lì a pochi secondi. Era andata a tirare la saracinesca per dar luce alle vetrine, è tornata indietro, il ragazzo gli ha detto: non entrare Veronica, perché non entrare. E gli fa: ma che scherzo mi stai facendo? Fa: come non entro nel negozio? No, non entrare perché è entrato un cervo. Ed eccolo il protagonista di questa rocambolesca mattinata, un cervo di 4-5 anni con il capo ricoperto da foglie d'edera che probabilmente ha trascinato con sé durante la fuga, immortalato in alcuni scatti tra gli stender con gli abiti appesi. La commessa spaventata ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine insieme ai veterinari dell'ULSS. In negozio è arrivata poco dopo anche la titolare che ha cercato di tranquillizzare la ragazza. Ho detto: non preoccupati, insomma, c'è un fidanzato nuovo. L'area è stata transennata in attesa di decidere quale fosse la soluzione migliore, visto che l'animale ferito era molto spaventato. Dopo vari tentativi è stato deciso di narcotizzare il cervo e riportarlo nel bosco. È possibile che l'esemplare abbia perso l'orientamento, considerando che questo è il periodo degli amori. Io ero preoccupata per l'animale, insomma, che non si spaventasse. Ho detto che prendetevi pure tutto il tempo che volete, l'importante è insomma che l'animale ne esca nel meglio possibile, non interessa che rimanga chiuso un negozio un giorno o 2 giorni. Davvero incredibile. Fra pochissimo, 20:10, siamo in chiusura, avremo con noi Roberto Padrin, sindaco di Longarone, nonché presidente della provincia di Belluno, e Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere. Nel mirino il turismo in Veneto, il turismo in montagna soprattutto, e come sviluppare le strategie per sviluppare ulteriormente il turismo in montagna. Fra pochissimo con 20:10. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo. Un fronte di aria fredda irrompe dal nord Europa sull'Italia portando maltempo e anche un lieve calo termico. Vediamo nel dettaglio la situazione di mercoledì 2 ottobre. Sul Veneto avremo condizioni di tempo perturbato un po' dappertutto, con piogge e temporali diffusi, come vediamo. Attenzione, perché i fenomeni potranno essere anche forti e localmente accompagnati da colpi di vento e locali grandinate. Migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature in lieve diminuzione, come detto, minime tra 11 e 18 gradi, massime tra i 19 e i 22 gradi circa. E anche sul Friuli Venezia Giulia il tempo sarà spiccatamente instabile, con piogge dappertutto, localmente anche intense, e non si escludono dei fenomeni anche forti. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 18 e 20 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà invariata. Anche qui il tempo sarà spiccatamente instabile, con piogge diffuse, tuttavia in cessazione entro la nottata. Temperature minime sui 15 gradi, massime tra 24 e 25 gradi. Bene, questo aggiornamento meteo per ora termina qui. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.